Conclusa in tutta Italia la campagna di tesseramento del Partito Democratico. In particolare nel circolo di Cammarata si è registrato un notevole incremento di richieste di iscrizione. Si è registrato un implemento degli aderenti al Partito Democratico di Cammarata superiore del 50%, una sede dunque in crescita che registra al suo interno molte anime. Un bilancio estremamente positivo per il numero degli iscritti, per la qualità delle persone che hanno chiesto la testa del Partito Democratico, perché abbiamo registrato che in un momento di antipolitica molti giovani, molta gente si vuole avvicinare al partito, ha voglia di spendersi per il partito ed è un partito a Cammarata che è in forte crescita, malgrado qualche piccolo problema che c'è stato in passato. Oggi si registra questa nuova linfa che si vuole spendere, appunto, come dicevo prima, per il partito. A Cammarata, nonostante qualche piccolo problema nella prima fase di tesseramento, si è cercato di superarlo, ci siamo riusciti e abbiamo raddoppiato quelli che sono gli aderenti al partito degli ultimi anni. Come diceva il consigliere poco fa, è bello vedere come tanti giovani in maniera spontanea ci hanno chiesto di poter avere la testa di un partito in un periodo di antipolitica. Vedere giovani che si vogliono spendere dà sicuramente a chi come noi magari da diverso tempo si occupano di politica una spinta in più a lavorare per l'interesse e per l'unità del partito.